Questi sono i soldi del PNRR che arrivano, i prossimi però sono più a rischio, è preoccupato per questo? Ma no, noi continuiamo a rispettare quelle che sono le tempistiche che ci vengono imposte, in questo caso dall'Unione Europea, quindi ci è stato chiesto di presentare entro settembre il progetto esecutivo delle opere, di cominciare i lavori entro aprile 2023 ed entro aprile 2024 realizzare almeno il 20% delle opere e rendicontare tutto entro il 2026. Quindi noi affrontiamo questa esperienza con grande impegno. Devo ringraziare tutti gli uffici comunali, stiamo rispettando rigorosamente tutte le scadenze, anche perché non sono derogabili, e poi se subentreranno altri problemi li affronteremo di volta in volta, e soprattutto con un governo che speriamo possa dare stabilità. Invece sull'assegno unico ha fatto un comunicato piuttosto duro. L'assegno unico è una delle speranze per invertire il trend della denatalità e per supportare le famiglie. Il governo è venuto meno a una promessa che aveva garantito una fetta di finanziamento importante, che oggi è stata cancellata dal programma di governo. Capisco che il governo sia uscente, però i problemi delle famiglie non si interrompono con una crisi di governo. Abbiamo combattuto tutti in modo assolutamente trasversale per l'assegno unico, per il sostegno alle famiglie, che è stato in queste settimane totalmente cancellato. Questo francamente ci rammarica, anche perché noi come amministrazione ci stiamo impegnando molto sul tema della natalità e del sostegno alla famiglia, però se poi lo Stato centrale ci sottrae le risorse e soprattutto non mantiene fede alle promesse, è un qualcosa che francamente è abbastanza deludente. Meno posti in Parlamento e tutti i partiti si stanno muovendo un po' sulla competenza. La Lega schiererà i sindaci, saranno loro il cambiamento? Oddio, questo non so rispondere, nel senso che sono scelte della segreteria. Io posso parlarvi del PNRR, della rigenerazione urbana, della caserma Salsa, ma di politiche francamente non ne so nulla. Lasciamo spazio alle segreterie. L'esperienza dei sindaci è certamente un'esperienza importante, però ricordo che il commissario regionale è un sindaco e quindi chi meglio di lui conosce le potenzialità dei sindaci, quindi saprà certamente valorizzare al meglio quelle persone che hanno questo tipo di esperienza.